Rosa fresca, aulentissima. Chi non ricorda questi versi scritti più di 8 secoli fa da Cielo Ociullo d'Alcamo, il primo riconosciuto poeta della letteratura italiana, anticipatore del dolce stil novo, della scuola siciliana naturalmente. Dante sarebbe venuto molto tempo dopo. Chi non li ricorda questi versi? Io per esempio, io non me li ricordavo, ho dovuto venire proprio qui ad Alcamo, provincia di Trapani, perché mi sovvenissero, mi tornassero alla mente. Siamo a Trapani, Sicilia, quindi una città, perché questo non è un villaggio, questa è una città di quasi 50.000 abitanti, a metà strada tra Trapani e Palermo, 50 chilometri dall'una e dall'altra città, una città gradevolissima, una città che merita la vostra visita in un circuito turistico di belle, grandi città italiane. Guardatela dall'alto, guardate che bello spettacolo ci offre quel demonio del nostro regista Rodolfo Ruberti. Intanto io vado a presentarmi al sindaco Giacomo Scala. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a voi, benvenuti. Grazie, come va? Beh, molto bene, anche un po' di sole oggi e diciamo che siamo parecchio contenti che possiamo metterci in vetrina, ecco. Certo, ma ha perfettamente ragione, avete tutti i motivi per mettervi in vetrina. Senta, sindaco, io ho parlato così molto brevemente del passato di Alcamo. Qual è il suo presente e qual è invece il futuro che lei vede o desidera per la sua città? Beh, il passato di Alcamo, come le ha detto lei, per quanto riguarda il presente credo che faccia conto assolutamente del passato. La nostra è una città che è ricca di tesori, di opere d'arte e quindi vogliamo capitalizzare tutte le cose belle, buone che abbiamo per poterle offrire. Quindi stiamo facendo di molto per far sì che ci siano dei percorsi turistici, enogastronomici, archeologici, abbiamo importanti emergenze archeologiche, un castello bellissimo e soprattutto abbiamo tutta l'essenza della Sicilia in pochi chilometri. Abbiamo i nostri odori, i nostri sapori, i nostri colori in sole, terra, montagna, mare e soprattutto il vino. Ecco, questo è quello che noi possiamo offrire ai nostri visitatori, ai nostri turisti e credo soprattutto all'accoglienza della nostra gente, che è parecchio importante, e il nostro calore evidentemente lo offriamo a quanti possono con Alcamo venire e cercare di trovare un bel punto di riferimento in una cittadina che è crocevia culturale e anche commerciale, a cavallo delle due province di Trapani e di Palermo, bagnata dal Mar Tirreno in 7 chilometri di finissima bianca spiaggia. Sindaco, ma lei è straordinario, un promoter formidabile della sua città. A proposito di città, il maresciallo Salvatore Lo Faro comanda la stazione dei Carabinieri. Qui però c'è anche un comando di compagnia, è vero? Sì. Comando di compagnia, retto da un comandante di compagnia, capitano. Senta, maresciallo, è vero che lei è stato protagonista di un episodio che ha a che vedere coi cani? Glielo chiedo perché io sono un cinofilo, quindi mi incuriosiscono queste storie. Sì, è stato un fatto un po' particolare, simpatico. Noi, uno dei soliti servizi che facevamo verso le zone rurali di Alcamo, abbiamo trovato all'interno di un cartone 4 cuccioletti di cane e li abbiamo raccolti, li abbiamo portati in caserma. Lì è scattata la solidarietà da parte di tutti i colleghi, anche di mia figlia, di mio figlio. Lei ne ha tenuto uno? No, non l'ho tenuto perché ho già un gatto. Però li avete piazzati tutti. È stato un po' problematico farli. Li avete piazzati tutti? Sì, complimenti. Senta, a proposito di piazzamento, anch'io devo piazzare degli articoli adesso, col suo permesso, al sindaco però, non a lei. Domenica scorsa eravamo ad Alagna Valsesia, il sindaco di Alagna ha fatto un'indagine su di lei, un'indagine privata, ha scoperto il suo numero di scarpe e le ha mandato in omaggio un paio di babbucce di cashmere. Il cashmere è una dei prodotti lavorati intorno ad Alagna Valsesia, sono delle tipiche babbucce
valsesiane. Spero che le faccia piacere. C'è anche, come vede, un libro che parla del Monte Rosa che domina Alagna Valsesia. Assolutamente molto belle, e ringrazio anche voi per questa ideale ponte, no? Di collegamento con Alagna Valsesia, lo ringrazio molto. Spero che avremo modo di vederci per conoscerci, ma per far conoscere soprattutto le nostre comunità. Io credo che questa è una cosa molto positiva, la socializzazione, ecco, tra la gente e tra le comunità. Sì, a proposito delle comunità, noi domenica prossima espatrieremo con la Domenica del Villaggio, saremo in Austria, addirittura nella grande, famosa in tutto il mondo Salisburgo, la patria di Mozart. Allora, scusatemi, ma io sono vittima della giapponese. No, vorrei tranquillizzare mia moglie. Non intendevo una geisha, no, la giapponese nel senso di influenza. Ho un po' di influenza, quindi ogni tanto mi manca la voce. Allora, dicevamo, siamo a Salisburgo e so che lei ha preparato dei regali molto prestigiosi per il sindaco di questa cittadina austriaca. Intanto noi siamo una comunità che vuole portare avanti una cultura euromediterranea. Questo ponte anche con Salisburgo è importante per diversi motivi. Intanto perché Alcamo nel 1720, dal 1720 al 1734, così come il territorio dell'intera Sicilia, faceva parte dell'impero d'Austria sotto Carlo VI. Ma pensa un po'. E quindi anche questo è un motivo di unione con la nostra Austria. Abbiamo preparato dei doni importanti, prestigiosi. Ecco, il dono importante è il libro che racchiude tutte le nostre bellezze di Franco Maria Ricci, una firma molto prestigiosa che non ho certamente. E poi ecco l'importanza del potere feudale, il nostro castello, un castello in bronzo, il castello dei Conti di Modica, trecentesco, che è uno dei migliori castelli ben conservati, appena finito di restaurare. E naturalmente non potevano mancare i vini d'Alcamo, il famoso bianco d'Alcamo e poi un rosso. Sindaco, io credo che il sindaco di Salisburgo sarà felice dei suoi doni, così come è felice Mara di essere qua in Sicilia, perché Mara è una grande sostenitrice di questa bella isola. È verissimo Davide, è verissimo, perché io qui in Sicilia mi sento viziata, coccolata, e poi come si fa a non essere contenti ogni volta di venire in Sicilia con questo clima, un clima primaverile che ci ha accolto, un tepore veramente meraviglioso. Mi sono dimenticata di salutare tutti voi che ci seguite da casa, tutti gli abitanti di Alcamo, buongiorno a voi tutti e buongiorno anche al professor Giacomo Paglino, buongiorno. Allora professore, noi siamo nella piazza del castello, un castello molto antico di Alcamo, ben conservato, e davanti a questo castello mi attende lei con i suoi allievi, perché lei è l'insegnante di storia e italiano della sezione sperimentale per tour operator dell'Istituto Tecnico di Alcamo, è così? Proprio così, l'Istituto Tecnico Girolamo Caruso opera in Alcamo da tempo, ha 3 indirizzi. All'interno del primo indirizzo, quello giuridico e economico, abbiamo previsto questa mini sperimentazione per cui abbiamo... Quanto dura? Il tour operator. Di tour operator. Quanto dura questo corso per tour operator? È un triennio, praticamente il biennio è uguale per tutti e 3 gli indirizzi. Il triennio invece si differenzia appunto per tour operator. Ecco, quali sono le particolarità di questo corso di studi? I ragazzi quali materie studiano? Evidentemente si tratta di una formazione turistico-alberghiera, per cui abbiamo introdotto appunto attraverso questa possibilità che dà l'autonomia scolastica, questa mini sperimentazione, per cui fanno tecnico turistico, fanno geografia turistica e soprattutto le lingue, perché l'istituto è dotato di laboratori linguistici, per cui il francese e inglese diciamo che diventano proprio le lingue che loro parlano e danno la possibilità appunto di operare nel settore turistico. Quali sono le opportunità di lavoro che si aprono a questi ragazzi una volta usciti da questa sezione sperimentale? Ma io direi che sono molto interessanti, perché loro possono lavorare nelle agenzie, quindi dipendere appunto da queste agenzie, aprirne loro, ma soprattutto fare impresa giovanile, che è quello a cui punta soprattutto la scuola. Grazie mille professor Paglino. Allora qui c'è una studente di questo istituto, Laura Stellino. Ciao Laura. Ciao. Allora io non sono un insegnante, quindi non ti faccio domande cattivissime, ti chiedo soltanto di indicarci sulla cartina geografica, vedi c'è già posizionata la bandierina della Domenica del Villaggio su Alcamo, quindi di dirci dove si trova Alcamo e come si fa per raggiungerla. Allora, vediamo che Alcamo si trova nella parte nord-occidentale della Sicilia. Ed è equidistante da Palermo e da Trapani. Sì, circa 50 km per tutte e 2 città.
vediamo che sorge nelle falde del Monte Bonifato e dista circa 6 km dal mare. Come si fa per raggiungerla? Allora, dato la vicinanza da Palermo e Trapani, Alcamo si può raggiungere con le linee autostradali e ferroviarie, grazie anche agli aeroporti che sono presenti sia a Trapani che a Palermo, aeroporti e porti. Eri più emozionata adesso oppure durante un'interrogazione? Adesso È passata, anche questa è andata. Grazie mille Laura, a te Davide. La domenica il villaggio. È scritto su un dolce questo, e quando si dice Sicilia i buon gustai pensano ai dolci. Non andare troppo lontano, Vladi, voglio farne vedere 2 o 3. Guardate questi canoli, qui ce n'è uno addirittura gigante, la torta al limone, le paste con la ricotta e poi una quantità di dolci dei quali parleremo dopo, ma qui su questo tavolo manca il dolce più tipico della Sicilia, che è la cassata. Perché manca? Perché qui un tavolo apposta le è stato dedicato da Pietro Rappa. Pietro, buongiorno. Il pasticcere che adesso in diretta davanti ai vostri occhi preparerà una cassata. Naturalmente la preparazione è lunga, gli ingredienti sono tanti, ci vorrà tutta la trasmissione, la vedremo nascere di momento in momento. Intanto diciamo rapidamente quali sono gli ingredienti per fare la cassata, Pietro. Allora, gli ingredienti della cassata intanto sono una buona ricotta di pecora che è ripieno, ma soprattutto la particolarità della cassata è quella della pasta reale, che è il dolce preferito del re. Noi siamo qui nel regno delle 2 Sicilie, quindi pasta reale si chiama in questo modo. È una pasta a base di mandorla, e quindi nasce dalle mandorle intere che poi vengono sbucciate e poi vengono triturate e diventa farina di mandorla che impastate con lo zucchero diventa appunto la pasta reale. Informata in questo modo, come stiamo vedendo, la cassata viene ripiena con la ricotta molto zuccherata e con goccine di cioccolato. Ecco, poi naturalmente c'è la frutta candita, c'è la glassa, c'è tutto il procedimento che, come ripeto, vedremo di momento in momento. Mara, io so che tu sei particolarmente ghiotta di cassata, è vero? Beh Davide, devo dirti la verità, la cassata mi piace moltissimo, soprattutto come la prepara la mia nonna. Spero che durante le feste di Natale, visto che le trascorrerò a casa, me ne preparerà una apposta per me. Allora, sono entrata all'interno del castello di Alcamo, un castello veramente molto molto bello. Ad aspettarmi c'era il professor Giovanni Sgro. Buongiorno. Buongiorno. Perché con il professor Sgro dobbiamo parlare di uno dei cittadini, anzi del cittadino più illustre di Alcamo, che è Cielo d'Alcamo, un poeta, e stiamo appunto sentendo alcuni dei versi del Contrasto, la sua opera più importante, Contrasto scritto tra il 1230 e il 1251. Ho detto bene? 1231 e 1250. No, ho sbagliato dell'uno. Senta, chi era Cielo d'Alcamo? Beh, Cielo d'Alcamo è un autore che è stato definito giullare, in realtà è una figura colta che scrive questo bellissimo contrasto che è la storia della letteratura italiana, nel senso che è una delle testimonianze più significative della cultura laica e della letteratura laica. È un contrasto d'amore, quindi un dialogo d'amore in chiave realistica. L'autore... Composto di quanti versi? Sono 32 strofe, ed è un percorso drammaturgico lungo, il che è una prova in più del fatto che si tratta di un'opera scritta per essere rappresentata. Quindi è un contrasto d'amore, in questo caso il ragazzo sta corteggiando con dei versi romantici la ragazza, che alla fine cede o non cede? Ma è un percorso lungo, un corteggiamento molto lungo e Come non esistono più? Come non esistono più, la ragazza è molto così restia e poi alla fine cede, ma è lunga per il giovane innamorato. Allora professore, qui alle nostre spalle abbiamo dei personaggi in costume, dei ragazzi in costume, che a dire la verità non mi sembrano appartenere a quell'epoca, al 1230. No, perché? C'è un salto epocale, in effetti qua siamo già al 500, arrivati al 500. Questo castello ha una stratificazione storica molto interessante,
quindi si parte appunto dal 200-300 e si arriva ai giorni nostri. Qui siamo nel 500 ed è un secolo di particolare fioritura per Alcamo. Alcamo è una realtà, questo lo si capirà nel corso della vostra trasmissione, è una realtà conventuale molto ricca ed è anche una città in cui ci sono stati diversi conti che si sono succeduti, i conti di Modica appunto nel 500 e proprio nel 500 Carlo V, l'imperatore Carlo V, che inizia proprio dalla Sicilia il tour imperiale, si ferma in questo castello. Loro sono appunto gli armigeri del 500 e tutto questo poi porta anche alla festa grande devozionale di questa città, che è dedicata alla Madonna dei Miracoli. Grazie mille professor Sgro, e meno male che ci sono queste parentesi di cultura, questo nutrimento dello spirito che noi offriamo, perché sicuramente Davide si starà occupando del nutrimento del corpo. Dico bene Davide o mi sbaglio? Come mi conosci, Mara, che soddisfazione. Infatti sto osservando questa bella colazione di una volta, così come una volta la facevano ad Alcamo, preparata da Maria Adragna. Maria, prima di tutto, fino a quando gli abitanti di Alcamo hanno fatto colazione la mattina in questo modo, cioè con fichi d'India, acciughe, olive, primo sale, la zabbina. La zabbina. Che è la ricotta calda, fino a circa 40 anni fa. Ah beh, quindi è abbastanza recente. Ecco, allora, che cosa mangiavano esattamente? Mangiavano pane con olive e origano, sarebbe l'olio questo nostro alcamese, le alice, pane e olive, con le fighe d'India. Poi facevano la zabbina calda, che andavano dai vari pastori a prendere questa zabbina, che si faceva calda. Prima di venire fuori la zabbina, facevano il primo sale, facevano pane e primo sale. Il contadino, diciamo che era abbastanza ricca come... E i fichi d'India? E i fichi d'India anche, molto freschi e molto profumati sono. Capito, e questi a che ora mangiavano questo tipo di colazione? La colazione presto, il contadino lo faceva prima. A che ora? Verso le 7. Adesso sa che ora è? Le 9:30 circa. Sì, ma è soprattutto l'ora della pubblicità, ci vediamo tra poco. And I think of myself, what a wonderful world. I see skies so the blue. Bentornati con noi all'anteprima della Domenica del Villaggio. Questa mattina ci troviamo in Sicilia, in provincia di Trapani, ad Alcamo. Qui è nato 8 secoli fa il poeta Cielo d'Alcamo. Qui si produce ancora il bianco d'Alcamo DOC, quindi una terra di cultura, una terra di vini, ma anche una terra di buona tavola, una terra dal mare meraviglioso e una terra dove si pratica molto sport. Proprio di sport parliamo ora con Pierangela D'Angelo. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno anche ad Annalisa e buongiorno anche a Concetta. Buongiorno. Ciao. Allora, la vostra è una polisportiva, la polisportiva Incontro, e alle mie spalle ci sono degli atleti che meritano tutta la vostra ammirazione, perché insomma sono degli atleti un po' particolari, dotati di una volontà ferrea. Pierangela, quando è nata questa polisportiva? La polisportiva è nata nel 1997 e quindi questo è l'8º anno di attività per i ragazzi speciali. Tu sei la loro allenatrice? Sono il presidente dell'associazione, nonché l'allenatrice, una delle allenatrici, perché ci sono anche altri 2 collaboratori che mi aiutano. Quali sono le attività sportive che questi ragazzi imparano? Le discipline sono l'atletica leggera, il nuoto e il tennis tavolo. Allora, vedo qui delle medaglie, tantissime medaglie. Concetta, io ti faccio tanti complimenti perché Concetta è stata campionessa di cosa, Pierangela? Giochi mondiali Special Olympics. In che anno, Concetta? 2003-2004. Stiamo sicuramente adesso vedendo delle immagini in onda che riguardano proprio la vittoria di Concetta nei 1500 metri. Senti, ti porta via molto tempo? Sì, questo giorno vado a correre perché mi piace molto allenarmi, voglio risultare ancora un po' risultati, posso fare di meglio in più là. Che brava che sei, noi ti facciamo tantissimi in bocca al lupo. Qual è il tuo prossimo traguardo sportivo? Per cosa ti stai preparando? In futuro voglio fare 3000 se mi riesce l'anno prossimo.
se no continuo con 1500 e 800. Bene, allora in bocca al lupo, Concetta. Annalisa, tu invece in cosa ti cimenti? Qual è la tua specialità? Gli 800 metri di marcia e il getto del petalo, parla di 1 chilo sarebbe. E ti alleni molto tempo al giorno? Per quanto tempo? Quante ore? La settimana dal 3:30 alle 4:30. Ti piace? Sì, l'ho fatto con passione perché è la mia carriera e spero, come ha detto Concetta, di arrivare a avere un futuro e avere miglioramenti dei risultati molto positivi. Anche a te tanti in bocca al lupo. Complimenti Pierangela e grazie per essere venuti qui in chiaro. Volevo solo salutare il nostro vicepresidente Angelo Impellizzeri che per motivi di salute non è con noi. Ciao, facciamo un in bocca al lupo e gli auguri per la sua salute. Linea Davide. Grazie Mara, guarda com'è preciso l'orologio della chiesa del Collegio dei Gesuiti. È indietro di 1 minuto per essere proprio svizzeri, A proposito di svizzeri, guardate la precisione del dettaglio di queste statuine di cera. Guardate come sono belli questi bambini Gesù, guardate quelli sotto le campane di vetro, guardate queste composizioni anche con il corallo. La tradizione delle statuine di cera in Sicilia è antichissima, in tutta la Sicilia. Queste così belle sono opera di Giuseppina Stellino. Giuseppina Stellino che, come vedete, è un'artista sensibilissima perché parte proprio dalla cera, la fonde. Giuseppina, buongiorno. Piuttosto che descrivere teoricamente il procedimento, possiamo vederlo in pratica? Ecco, sì, mia figlia sta sciogliendo la cera, la versa nello stampino di caucciù. Dopo, quando è già asciutto, praticamente prendiamo lo stampino, lo apriamo delicatamente perché si può spezzare e viene fuori questo bellissimo oggetto. Che però va rifinito. Va rifinito, va poi abbastanza tutto rifinito sia di tine e poi dipinto, che la mia nipotina Alessandra sta iniziando a dipingere. Quindi diciamo è un'impresa familiare. Familiare, sì. E io poi mi diverto ad arricchirlo, come lì ha visto, con il corallo, che anticamente simboleggiava praticamente la passione, quindi nel cristianesimo inserivano il corallo perché era il sangue di Cristo. Certo. Senta, queste statuine poi che fine fanno? Che fine fanno? Ecco, nel periodo di Natale soprattutto diventa un oggetto di lusso, nelle case viene sistemato come sopramobile e la famiglia si riunisce attorno a questi oggetti sacri per recitare sia nenie che novene. Senta, con lo stesso metodo, cioè della cera versata nello stampo di caucciù, si potrebbero fare anche delle figurine di persone reali? Sì, si possono, però non è la mia caratteristica, è soltanto il bambino Gesù praticamente. Lei fa solo bambino Gesù? Il Gesù e anche il presepe, sì, San Giuseppe e la Madonna. Quindi se volessimo avere una statuina di cera di Mara dovremmo rivolgerci ad altri. Posso fare la scultura del viso di mare e cominciare a lavorare, iniziare adesso per lavorare, non so, per finire non so quando, perché è troppo bella. Mara, non sappiamo quando potremo finire la tua statuina di cera, quindi porta pazienza. Anticamente questi soggetti. Grazie Davide, grazie soprattutto alla signora, insomma se passa troppo tempo poi mi sciolgo. Allora, prima di cedere la linea alla Santa Messa vorrei ricordarvi un'iniziativa molto importante promossa anche quest'anno dall'AILE, l'Associazione Italiana contro le leucemie, i linfomi e i mielomi. Si avvicina il Natale e come tutti gli anni anche quest'anno troverete in oltre 2500 piazze italiane i volontari dell'AIL. Li avrete già trovati senz'altro ieri, l'altro ieri li troverete anche oggi e offriranno a tutti coloro che verseranno un contributo minimo di 10 euro delle bellissime piante come queste. E come già succede da 15 anni, i fondi così raccolti verranno impiegati per finanziare la ricerca scientifica per migliorare la qualità delle cure e l'assistenza ai malati. L'AIL ha bisogno di noi, di tutti noi, quindi non dimentichiamo questo importante appuntamento con la solidarietà. Oggi è l'ultimo giorno per comprare delle
meravigliose stelle di Natale come queste. Quindi grazie già per la vostra adesione e per la vostra collaborazione. Bene, adesso è arrivato il momento di passare la linea alla Santa Messa, che sta per essere celebrata dal Monsignore Gaspare Impastato proprio dalla basilica che si trova alle mie spalle, la Basilica Santa Maria Assunta di Alcamo. Noi ci vediamo al termine fra 45 minuti circa. Grazie e a più tardi. Dai. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli, consapevoli della nostra situazione di peccatori, all'inizio di questa celebrazione eucaristica imploriamo misericordia e perdono. Signore, tu, figlio del Dio vivente, abbi pietà di noi. Figlio di Re Davide, abbi pietà di noi. Signore, tu, figlio della Vergine Maria, abbi pietà di noi.
Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio grande e misericordioso, fa che il nostro impegno nel mondo non ci ostacoli nel cammino verso il tuo Figlio, ma la sapienza che viene dal cielo ci guidi alla comunione con il Cristo nostro Salvatore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Baruch. Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e dell'afflizione. Rivestiti dello splendore e della gloria che ti viene da Dio per sempre. Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio. Metti sul capo il diadema di gloria dell'Eterno, perché Dio mostrerà il tuo splendore ad ogni creatura sotto il cielo. Sarai chiamata da Dio per sempre pace della giustizia e gloria della pietà. Sorgi, o Gerusalemme, e stai in piedi sull'altura e guarda verso oriente. Vedi i tuoi figli riuniti da occidente ad oriente alla parola del Santo, esultanti per il ricordo di Dio. Si sono allontanati da te a piedi, incalzati dai nemici. Ora Dio te li riconduce in trionfo come sopra un trono regale. Poiché Dio ha stabilito di spianare ogni alta montagna e le rupi secolari, di colmare le valli e spianare la terra, perché Israele proceda sicuro sotto la gloria di Dio. Anche le selve e ogni albero odoroso faranno ombra ad Israele per comando di Dio. Perché Dio ricondurrà Israele con gioia alla luce della sua gloria, con la misericordia e la giustizia che vengono da Lui. Parola di Dio. Grazie a Dio. Signore
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, prego sempre con gioia per voi in ogni mia preghiera, a motivo della vostra cooperazione alla diffusione del Vangelo, dal primo giorno fino al presente. E sono persuaso che colui che ha iniziato in voi quest'opera buona la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Dio mi è testimone del profondo affetto che ho per tutti voi nell'amore di Cristo Gesù e perciò prego che la vostra carità si arricchisca sempre più in conoscenza e in ogni genere di discernimento, perché possiate distinguere sempre il meglio ed essere integri e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di quei frutti di giustizia che si ottengono per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. Nell'anno 15 dell'imperio di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea e Filippo, suo fratello, tetrarca dell'Iturea e della Traconitide, e Lisania, tetrarca dell'Abilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio scese su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Ed egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, come è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni burrone sia riempito, ogni monte e ogni colle sia abbassato, i passi tortuosi siano diritti, i luoghi impervi spianati. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo.
grandi cose ha fatto per noi il Signore. Abbiamo cantato diverse volte al Salmo, come ritornello al Salmo 128, ed è questo ritornello che dà un po' il tono alla liturgia di oggi, perché tutti quanti, penso, siamo pervasi da un senso di gioia e di gratitudine, perché facciamo esperienza continua delle grandi meraviglie che Dio opera nelle nostre persone. Già solo al pensiero che noi non esistevamo e Dio ci ha pensati, ci ha amati e ci ha voluti e ci ha fatto essere oggi qui. E poi, pur nati nel peccato, ci è venuto incontro per liberarci, per darci la sua figliolanza. E inoltre oggi, in modo tutto particolare, dà la gioia, soprattutto a tanti nostri ammalati, di vedersi questa nostra bella Chiesa Madre in casa proprio, sentire il bisogno di poter venire qui dentro ed essere impediti, avere questo desiderio nel cuore e finalmente oggi poterlo realizzare grazie a Mediaset, grazie all'amministrazione comunale, grazie a tutti coloro che l'hanno voluto, l'hanno preparata e diligentemente la stanno facendo attuare. È motivo di riconoscenza al Signore, perché noi ci prepariamo alla venuta di colui che porta la vita. Noi sentiamo l'invito del profeta Baruch, non rivolto soltanto a Gerusalemme, ma a ciascuno di noi. Deponete la veste del lutto e della afflizione e rivestitevi di gioia e di gloria. Sì, perché noi attendiamo colui che viene a salvarci, a cambiare la nostra vita. Attendiamo colui che dà senso alla nostra esistenza, ragion per cui a nessuno è lecito cadere nello sconforto o nella disperazione, perché noi siamo oggetto di predilezione e di amore da parte di nostro Signore. Ci ha amato talmente da volere farsi uno di noi, da diventare uomo come noi, per fare esperienza della nostra vita umana e dirci: coraggio, non sei solo, io ho sperimentato la tua esistenza, io ti do anche la chiave per poter camminare nella pace e nella serenità. Oggi la liturgia ci invita dunque a deporre il nostro senso di tristezza e di abbattimento, perché siamo in cammino verso colui che viene a salvarci. E la salvezza è quella di sapere che le porte del paradiso sono aperte se noi accettiamo l'invito del profeta Battista, che dice, ecco, di rinnovarci interiormente, abbassando il nostro orgoglio, divenendo creature umili, creature che camminano nell'accettare, nell'accogliere l'insegnamento del Maestro, che dice e dirà poi nel suo ammaestramento: io sono la luce del mondo, chi segue me non cammina nelle tenebre. E questa luce viene ad illuminare me, viene ad illuminare te, o fratello che ascolti, o sofferente che ti trovi nella tua casa, perché questa luce viene a dirti che tu sei prezioso agli occhi di Dio. Dio ti ama,
Dio ti cerca, Dio cammina con te, Dio non ti lascia mai solo. Tu sei nella sicurezza della protezione del tuo Dio, e se Dio è con te, chi potrà essere contro di te? Noi celebriamo l'Eucaristia, Gesù si fa pane, si fa nel vino e nel pane, rende presente tutto se stesso e farà dire al sacerdote, ma è lui che lo dice: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Il nostro corpo è incluso in questo corpo e in questo sangue di Gesù Cristo, perché noi col battesimo e con la comunione diventiamo il corpo mistico di Gesù Cristo. Allora quando io cammino, quando io sono nella gioia, quando mi trovo nel dolore, è Cristo che è dentro di me, perché io sono il suo corpo, è Cristo che gioisce, è Cristo che soffre, è Cristo che cammina. E dinanzi a questa realtà spirituale veramente possiamo dire: coraggio, noi non siamo più inutili, noi non siamo più soli, con noi c'è Lui, il Salvatore del mondo. Tu non sei insignificante, tu sei una creatura che vale molto, perché Dio ti cerca, perché Dio ti ama, perché Dio cammina con te. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli carissimi, invochiamo Dio, datore di ogni bene, perché ci aiuti ad accogliere nella fede la venuta del Salvatore. Venga il tuo regno, Signore. Venga il tuo regno, Signore. Per la Chiesa diffusa nel mondo, perché in atteggiamento costante di povertà e di servizio testimoni a tutti che Gesù è il Signore, preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per i popoli che non conoscono il Vangelo, perché la solidarietà delle comunità cristiane li prepari ad accogliere il Salvatore, preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per la giustizia e la pace nel mondo, perché gli egoismi, le chiusure e gli interessi di parte cedano il posto alla vera fraternità, preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per i poveri, gli oppressi, gli sfruttati, perché la loro causa trovi un giusto riconoscimento in una società più aperta e sensibile, preghiamo. Venga il
per noi qui presenti, perché nell'attesa del Signore ci convertiamo a una scelta di vita in cui l'uomo valga soprattutto per quello che è e non per quello che possiede, preghiamo. Venga in nostro aiuto il tuo Santo Spirito, o Dio fonte della vita, e il nostro impegno evangelico diventi germe dei nuovi cieli e della nuova terra che il Cristo verrà a instaurare nell'ultimo giorno. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio. Ti siano gradite, Signore, le nostre umili offerte e preghiere. All'estrema povertà dei nostri meriti supplisca l'aiuto della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Padre Onnipotente, principio e fine di tutte le cose. Tu ci hai nascosto il giorno e l'ora
in cui il Cristo tuo Figlio, Signore e Giudice della storia, apparirà sulle nubi del cielo rivestito di potenza e splendore. In quel giorno tremendo e glorioso passerà il mondo presente e sorgeranno cieli nuovi e terra nuova. Ora Egli viene incontro a noi in ogni uomo e in ogni tempo, perché lo accogliamo nella fede e testimoniamo nell'amore la beata speranza del suo regno. Nell'attesa del suo ultimo avvento, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo unanimi l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza,
gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne e a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Giovanni Paolo, il nostro Vescovo Francesco, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concede la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Pace sia con te, con il tuo spirito. Siamo agli scritti.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo. Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci hai nutriti con il pane della vita, insegnaci a valutare con sapienza i beni della terra nella continua ricerca dei beni del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Angelica che dorme sul duro terreno, oh Angelica quanto sei bella, Angelica quanto sei vestata, sì Angelica, mi sei entrata dentro il Bentornati alla domenica del villaggio, siamo ad regina. Alcamo, provincia di Trapani, in Sicilia, come si può intuire dal Teatro dei Pupi, che stanno in questo momento recitando un'epica battaglia tra Orlando e Ferraù. Come vedete adesso è entrato Ferraù, quello con la barba e i pennacchi rosa e gialli, il paladino Orlando è quello chiaramente vestito di verde. Sentite la recitazione e adesso attenzione al cruento duello che si svolge tra questi due guerrieri. Il Teatro dei Pupi Siciliani, anzi in questo caso l'Opera dei Pupi Siciliani di Alcamo, è una tradizione ovviamente antichissima. Andiamo a scoprire cosa c'è dietro le quinte di questa rappresentazione. Salvatore Oliveri è il puparo. Guardate il rumore della battaglia, come avviene tramite questi zoccoli di legno che simulano tutto il cozzare di spade, di scudi, gli elmi. Salvatore, ecco, è finito il duello, venga qui Salvatore, si sieda qui che si merita un po' di riposo, vedo che ha ancora lo zoccolo della battaglia rovente e lei ha il fiatone. Senta, bellissima questa rappresentazione di pupi. Una domanda, lei ha cominciato soltanto 10 anni fa, se non ricordo male la sua storia, però la sua tradizione di famiglia nel Teatro dei Pupi è antichissima. Sì, ho ripreso 10 anni fa perché a causa di una mostra che mi hanno fatto fare, cioè il fiatone, su ciò che era rimasto ad Alcamo dell'Opera dei Pupi, ho capito che c'era il ritorno di questo meraviglioso pubblico che anche oggi è qua a vedere. Ecco, l'antenato di questa tradizione era il bisnonno, vero? Sì, è stato Don Liberto Canino nel 1800 a inventare, a costruire la prima vera marionetta siciliana. Ecco, la marionetta siciliana che, come vedete, in questo caso è la marionetta palermitana che si muove guidata da tiranti in metallo, tiranti rigidi, mentre la differenza con la marionetta, col pupo catanese qual è? Allora, il pupo catanese è grosso, rigido e lo manovrano dall'alto, porta sempre la spada in mano, mentre i nostri portano la spada nel fodero e si snodano tutti, si inginocchiano e si muovono. Chi costruisce questi pupi? Questi io. Uno per uno? Uno per uno, pezzo per pezzo. Senta, io ho sentito che lei fa tutto, muove i pupi, fa i rumori, le voci, recita. Chi scrive i testi, i copioni? Beh, me li scrivo sempre io, però mi baso su ciò che faceva il mio grande nonno Gaspari. Che ha lasciato dei testi teatrali? Sì, tutti i suoi copioni, scritti su carta di pergamena antica, sono al Museo Internazionale della Marionetta, dove ci sono tutti i suoi pupi, il suo teatro e il primo pupo costruito nel 1800 da Don Liberto Canino. Guardate come garriscono al vento le piume sui cimieri di questi fierissimi guerrieri che aspettano con calma, con pazienza, appesi ai loro ganci, aspettano di conoscere chi? Di conoscere una donna paladino, beh, eccola qui, Bradamante, guardate. Sorella di Rinaldo. Bradamante? Sorella di Rinaldo, e quello è Ruggero,
che sarà il suo sposo nella storia dei Paladini di Francia. Ecco, Il suo grande amore. un po' la storia quindi di Mara, cioè Mara anche lei è una guerriera, la guerriera della Domenica del Villaggio, però purtroppo il paladino, il suo grande amore, lo sta ancora cercando, Non lo trovo perché sei tu, caro Davide, solo che tu non mi vuoi. Buongiorno a te, buongiorno di nuovo a tutto il pubblico che ci segue da casa, a tutto Alcamo, guardate quanta folla è scesa in piazza qui con noi e buongiorno anche a Pietro Rappa. Buongiorno. Allora Pietro, per rispondere a Davide abbiamo portato anche noi un bel pupo, un pupo di zucchero, Sì, che appartiene ad un'antica tradizione. Sì, noi abbiamo un pupo di zucchero a cavallo in questo caso. Appartiene a una tradizione antica che è un dolce antropomorfo che ha di origine un culto pagano, per cui la tradizione è nel periodo dei defunti si soleva regalare ai bambini come richiamo dei defunti dei cari che non ci sono più, per cui mangiando il pupo di zucchero come se si assumeva il valore, le virtù delle persone defunte. Esatto, Ho capito, benissimo. Allora, qui vediamo dei dolci meravigliosi, ma ancora non voglio svelarvi nulla, voglio mantenervi in attesa, perché più tardi vi presenteremo tutti i meravigliosi succulenti dolci siciliani. Adesso invece andiamo a vedere un'altra fase della lavorazione della cassata, perché Pietro Rappa ha accettato di mostrarci come si fa, come nasce una cassata. Prima abbiamo visto la fase della informata, dico bene, adesso invece vediamo la fase della sformata. Allora, che cosa sta succedendo? Cosa stanno facendo i tuoi collaboratori? Il mio pasticcere sta sformando la cassata, è stata sotto pressione, perché c'è stato questo sottopressione col peso. Perché? Perché si mette il peso lì sopra? Per fare amalgamare ancora di più gli ingredienti. Ho capito. Quindi l'ha appena sformata, adesso sta togliendo l'amido, appunto l'amido si è messo prima per non far attaccare la pasta reale, la pasta di mandorla alla forma. Quindi adesso la sta pulendo dall'amido ed è pronta per mettere lo zucchero fondente. Benissimo, allora questa è soltanto una delle tante fasi della lavorazione della cassata, vedremo ancora nel corso della puntata fino ad arrivare al prodotto finito e lo assaggeremo anche. Grazie Pietro, ci vediamo fra qualche minutino di pubblicità, più tardi. Bentornati in Sicilia con la Domenica del Villaggio, siamo ad Alcamo e in travertino di Alcamo è realizzata questa grande scultura disegnata da Salvo Russo. Guardate com'è realizzata bene, con quale precisione, da Vito Evola. Anche lui scultore, Vito Evola scultore di fama internazionale, che di sculture di grandi artisti ne ha realizzate tante e poi si è messo lui stesso a realizzare le proprie. Vito, prima di tutto con che materiali lei lavora? Ma noi lavoriamo con il travertino di Alcamo, essendo di qua non si potrebbe fare altro comunque. Ecco, però vedo che invece questa scultura, che è di un altro grande scultore che si chiama Ibrahim Codra. Non è il travertino? Non è il travertino, ma è Biglieme, è sempre un prodotto nostro siciliano, è una cava qua di Palermo praticamente. Abbiamo scelto questo colore perché sarà il simbolo del Kosovo, della prima pietra della ricostruzione del Kosovo. Sia detto per inciso, Vito Evola, oltre a realizzare sculture, opere d'arte, questa è un modello in piccolo di quella che abbiamo appena visto, vedete? Oltre a realizzare queste sculture come opere d'arte, non ha dimenticato la sua originale tradizione di realizzare opere di arredo urbano, ma anche grandissime costruzioni. Le opere d'arredo urbano le vediamo. A voi mi state già inquadrando la statua di Padre Pio che io volevo scoprire così per ultima. Vabbè, possiamo parlarne subito se volete. Allora, questa
è soltanto un modello di una grande statua di Padre Pio che sarà alta la bellezza di 30 metri e sarà, mi dicono, la più grande statua del mondo, è vero? Sì, sarà la più grande scultura marmorea del mondo. Verrà fatta. Saranno 266 e più di 2000 metri cubi di pietra da lavorare. Vi faccio vedere una curiosità, guardate, che non so se tutti gli appassionati d'arte conoscono. Questa è la firma di Vito Evola. Voi dite come si fa a leggere Evola? È semplicissimo, basta coprire la parte superiore della scritta, vedete, in questo modo si legge la firma dell'autore Evola. Dunque Vito, volevo ritornare però a parlare un momento dell'arredo urbano, oltre che di queste meravigliose sculture, perché l'arredo urbano di Vito Evola è realizzato tutto a mano. Per esempio, qui cosa stanno facendo? Noi stiamo facendo una cunetta concave dove passa l'acqua nelle strade, praticamente nei due laterali o a centro passa l'acqua comoda, lavoro artigianale, tutta lavorazione a mano. Ecco, pensate che Vito sta realizzando un grandissimo palazzo, più grande della Casa Bianca, in Kazakistan. Non abbiamo qui le foto, Vito? Sì, abbiamo qualcosa. Dove sei? Ecco, no, volevo farvi vedere che cosa sta facendo in Kazakistan con il travertino Vito, guardate. Ecco, questo palazzo, quanto è grande, Vito? È 10 volte più grande la Casa Bianca d'America. Ed è tutto ricoperto in travertino di Alcamo, quindi tutto materiale nostro siciliano, gli operai sono siciliani, praticamente tutto siciliani e alcamesi soprattutto. Una grande soddisfazione per la Sicilia. È un grande onore, una grande soddisfazione. Senta Vito, una statua come quella che abbiamo appena visto di Padre Pio si potrebbe realizzare magari un po' più piccola, che so io, 15 metri di altezza, le sembianze di Paolo Spagnesi? Ma sicuramente, certo. Benissimo. Allora, guardatelo bene, figuratevelo in un grande blocco di travertino, alto 15-20 metri. Paolo Spagnesi, tutto nel marmo. Chi pensasse che questo è un tempio greco si sbaglierebbe di grosso, e a spiegarci il perché c'è il professor Roberto Calia, Alcamese Doc, che ci può dire innanzitutto che qui siamo nella famosa Segesta. Segesta a 7 chilometri da Alcamo. Segesta è stata costruita dagli Elemi, popolo proveniente dall'Asia Minore, di cultura grecanica simile a quella dei Greci. Ma non proprio greci. Nel VI secolo a.C. la Sicilia era divisa nella parte orientale con la dominazione dei Greci e con capitale Siracusa. La parte occidentale invece era dominata da questo popolo elimo e dai Punici e dai Cartaginesi. E adesso qui noi stiamo vedendo un tempio dedicato alla dea Cerere. Sì, la dea Cerere, dea dell'agricoltura. Gli Elimi hanno introdotto l'ulivo, che ancora oggi è molto diffuso. Gli Elimi erano prevalentemente un popolo composto da agricoltori e da pastori, ed è proprio questo che lo distingueva dai Greci. I Greci avevano in più l'attività artigianale e l'attività commerciale. Eppure, nonostante questo, a vedere il teatro sembra che la vita sociale fosse molto ricca. Senza dubbio, perché avevano uno spiccato senso della cultura, e lo dimostra lo splendido teatro. Un teatro che poteva contenere quasi 10.000 spettatori. Esatto, un teatro che dava la possibilità alle persone del circondario di poter partecipare alle grandi manifestazioni teatrali e culturali del luogo. Qui siamo a pochissima distanza dal mare, vero professore? Sì, le vallate si affacciano sul Mar Tirreno, sono a 7 chilometri dal mare. Gli Elimi avevano come punto di riferimento per la canalizzazione della vendita dei prodotti agricoli e pastorali la città di Castellammare, antico emporio segestano, che si trova sul mare proprio a 7 chilometri di distanza dal tempio.
Adesso sono ripresi gli scavi archeologici che forse ci diranno qualcosa di più su questa misteriosa popolazione. Ma senza dubbio gli scavi archeologici sono l'unico mezzo per poter conoscere meglio e più a fondo questo popolo elimo e quanto questo popolo riuscì a realizzare in quegli anni. E allora tanti auguri agli archeologi, professore, e anche a lei che è uno di questi studiosi. Molte grazie. Chi segue la nostra trasmissione conosce il mio grande amore, la mia passione per questa terra, per la Sicilia, una terra così ospitale, così calda, così generosa, ed oggi ad allietare la mia permanenza qui c'è un prodotto molto buono che è la granita di melone, un po' perché è veramente buona, fresca e molto dolce, anche perché è poco calorica, quindi insomma anche per noi signorine è un cibo che può essere tranquillamente consumato senza poi avere tutti questi sensi di colpa. Nunzio Bastone, buongiorno. Salve. Allora, parliamo non solo della granita, parliamo innanzitutto del melone d'inverno, il melone purceddo, come si chiama? Esattamente così. Perché si chiama melone d'inverno? È il melone d'inverno perché viene essenzialmente consumato d'inverno, esattamente di questo periodo, perché viene prodotto... Però si coltiva quando? Esattamente, viene prodotto, diciamo sì, quindi si ha dalla pianta si ha nel mese di agosto e settembre, per poi essere consumato nella condizione migliore ed ideale a dicembre, a Natale. Quali sono le caratteristiche di questo melone? Le caratteristiche sono di una grande quantità di sali minerali e vitamine. Io intanto assaggio, lei continui. Come no. Mamma mia che buono! Ma è dolcissimo! Sì, esattamente, sì. Si distinguono per una serie diversa di zuccheri presenti su questo tipo di prodotto. La caratteristica di questo melone essenzialmente è quello della grande conservabilità, come abbiamo detto. Prodotto nel mese di agosto e settembre praticamente arriva sulle tavole di tutti, insomma, e dei nostri... Poi lei mi diceva che è un prodotto vostro, soltanto ed esclusivamente vostro, che si trova solo qui. Sì, esattamente. Questa è la unicità, diciamo, di questo prodotto, è data dal fatto che è soltanto qua, si produce soltanto nelle nostre zone con le caratteristiche di cui dicevo prima. Perché si chiama anche melone porceddu? Porceddu perché la sua forma un po' rigonfia lascia immaginare l'idea, diciamo, di un maialino, insomma, un maialino. Senta Nunzio, allora lei fa parte anche dello Slow Food, di questa associazione che si occupa proprio della salvaguardia, della conservazione e della valorizzazione dei prodotti tipici gastronomici. Esattamente. Per quanto riguarda il melone, quali sono le vostre prospettive? Che cosa state cercando di fare? Le prospettive sono sicuramente di farlo uscire dall'omologazione del concetto di melone in senso lato, cioè l'obiettivo è quello di far evidenziare che questo melone è assolutamente unico e quindi diverso. È stato in questo senso individuato da Slow Food assieme alla Regione Sicilia e al Comune di Alcamo come un presidio Slow Food unitamente a tutti gli altri presidi della provincia di Trapani, in particolare della Sicilia, che sono circa 27 in tutto. Grazie mille Nunzio, è sicuramente uno degli alimenti più buoni con cui concludere anche il pranzo di Natale, no? Visto che si trova in questo periodo e si gusta al meglio proprio in questo periodo. Esattamente, decisamente. Nunzio, mangiamo una bella granita di melone? Noi ci vediamo più tardi, lasciateci lavorare. Sapete cos'è questa? Una pentola mondiale. Di nuovo, buongiorno a tutti da Alcamo, in provincia di Trapani, da dove va in onda in diretta questa mattina la Domenica del Villaggio. Siamo in Sicilia, una terra ricchissima, una fonte inesauribile di arte, di cultura, di tradizioni, ma una terra bagnata da un mare meraviglioso con dei fondali belli e molto molto ricchi. E ne sa qualcosa Paolo Cona. Buongiorno Paolo. Sì, difatti dici bene, i nostri mari... Perché ne sa qualcosa lei dei fondali? Qualcosa dei fondali, perché per l'appunto lavoro questa bellissima materia che è il corallo. Sicuramente se ci seguite da stamattina avrete notato che indosso dei gioielli molto belli che sono appunto stati creati da Paolo Cona con questo materiale che è il corallo, che io adoro. È un vero piacere. Per la posta sono vestita anche di rosso. Allora Paolo, è una passione di famiglia la sua, perché lei ha ereditato questa tradizione da chi? Da suo padre? Ma diciamo dal nonno, non esattamente il corallo. Addirittura 2 generazioni fa. Diciamo che il nonno lavorava il marmo e quindi probabilmente
probabilmente questa tradizione si è tramandata nel DNA in me e quindi mi sono messo a lavorare il corallo che ha un'attinenza col marmo, dato che la sostanza che noi lavoriamo è carbonato di calcio, in definitiva come il marmo, poi c'ha i coloranti eccetera, tutto un altro. E vedo con piacere che la tradizione continua, perché qui a lavorare il corallo questa mattina c'è anche suo figlio, quindi ha trovato un erede. Certo. Come si chiama suo figlio? Mio figlio si chiama Pietro. Ciao Pietro, buongiorno. Buongiorno. Buon lavoro. E che cosa sta facendo? Che tipo di lavorazione Stiamo sta facendo seguendo? una lavorazione tipica del 600 trapanese, che è appunto la sfaccettatura a buccia di arancia, così viene chiamata, perché in definitiva Da un pezzo di corallo un che pezzo cosa di nasce? corallo, cioè dopo averlo lavorato e averlo reso, in questo caso un pallino tondo, stiamo sfaccettando, lui non fa altro che creare dei rombi disposti a 45 gradi che su un pallino tondo praticamente è molto ma molto difficile. Una tradizione che i nostri avi tramandavano lavorandolo con la lima, con un lavoro immenso. Adesso invece abbiamo agevolato con la tecnologia moderna, diciamo, questo tipo di lavorazione. Certo, Paolo, senta, ma il corallo che cos'è in realtà? Ma in realtà sono degli agglomerati di micropolipi che vivono in Come colonie. si trovano? Così? No, primitivamente si trovano in questa maniera, vedete, c'è questo tipo di Il buccia corallo allo stato puro? allo stato puro che si chiama genosarco. Questi sarebbero i micropolipi che Ecco, che cos'è il corallo, mi stava dicendo? il corallo in definitiva è quella parte dove si ancorano i polipi, cioè i polipi riescono a secernere questa sostanza per rimanere ancorate, quindi man mano che prolificano creano sempre una maggiore sostanza per stare ancorata a questa casina, e quindi noi lavoriamo in definitiva la casa del corallo. Senta, ma i fondali... dei polipi, diciamo. Certo. I fondali che circondano, i fondali del mare che circonda la Sicilia sono ricchi di corallo? Si trova ancora corallo? Si trova ancora, e quindi noi dobbiamo aver fiducia, perché c'è sempre questa credenza, ma ormai non se ne trova più, se ne trova sempre meno, eccetera, ma in realtà Invece sono ricchissimi. siccome il mare è grandissimo, quindi Io ho automaticamente... sentito parlare di corallo giapponese e lei mi ha detto prima che questo qui per esempio è un esempio di corallo giapponese. Che differenza c'è fra il giapponese e il mediterraneo? La differenza, diciamo, è sempre un corallo di altissima qualità. La differenza dal nostro, questo ha i diametri molto più grossi e quindi si riescono a eseguire, come vedete, delle immagini, delle figure come quella rosa, molto grossi, che a differenza del corallo mediterraneo non si può fare, dato che il diametro raggiunge 2 centimetri basta. Grazie mille Paolo, e soprattutto complimenti a lei perché questi gioielli sono molto belli. Davide, a proposito, si sta avvicinando il mio compleanno oltre che il Natale, no? E potreste anche passare di qui e scegliere un regalino, cosa dici? Per la verità, il regalino te lo sto facendo preparare da Pietro Rappa, guarda qua che cassate, più un regalo di queste, guarda che sontuosità queste cassate. Guarda come si preparano. Allora, siamo arrivati al momento dello zucchero. Sì, Vincenzo ci sta facendo vedere come mette lo zucchero fondente che ha precedentemente sciolto sul fuoco. E praticamente dopo aver messo la ricotta, adesso siamo nella fase, si è preso la ricotta, siamo nella fase della spalmatura dello zucchero fondente e adesso può passare alla quella già preparata, in cui metterà già i canditi con il mandarino al centro o l'agrume che nella cassata siciliana non può mancare. Ecco, il risultato è quello che abbiamo visto appunto qua. Ma qui a lato, vedete, qui di fianco c'è Don Ciccio Rappa, che è il papà di Pietro, che si sta occupando di decorare la frutta martorana, anzi decorare. Lui la fa proprio in questi stampi, guardate, in questi stampi mette la pasta di mandorla e poi la dipinge. Mentre vediamo come fa il papà, parliamo un attimo della frutta martorana. Prima di tutto, perché si chiama così, Pietro? La frutta di martorana si chiama così perché nasce nel monastero benedettino dell'ordine benedettino della Martorana di Palermo. Poi Mi scusi, perché il papà ha bisogno di essere avviato. Senta, gentilmente lei ci farebbe vedere come fa a decorare la frutta martorana? Sì, te lo faccio vedere subito. Prego. Allora, dicevamo,
la castagna stava facendo. Stavo dicendo appunto che la frutta di Martorana, così come si riallaccia alla tradizione dei morti anche con il pupo di zucchero, perché è il segno dell'abbondanza, del frutto che non muore mai, anche fuori stagione c'è sempre il frutto vivo. E si richiama appunto si chiama Martorana, dicevo, perché le monache della Martorana di Palermo, della chiesa della Martorana di Palermo, li facevano già dal 1800. Quando le confessioni religiose sono state sciolte, questa tradizione è passata ai pasticceri siciliani. Quindi e poi la frutta di Martorana appunto è la pasta di mandorla, cioè la mandorla in tutte le sue fasi, poi diventa farina di mandorla che si amalgama con lo zucchero ed acqua sciolti sul fuoco e diventa pasta di mandorla, come stiamo vedendo. Adesso sta dipingendo la castagna con dei colori alimentari. Ovviamente questi colori per avere quel risultato devono asciugare e poi vengono successivamente lucidati con della gomma lacca alimentare, quindi è un procedimento molto lungo. Mara, tu come regalo di compleanno preferisci una cassata o un bel cesto di frutta martorana come quello che adesso Vladi ti fa vedere? No, Davide, forse non ci siamo proprio capiti. Io ti avevo dato un suggerimento di passare al banco dei gioielli, che è sicuramente un regalo che noi signore preferiamo di più. Oppure, se proprio non vuoi far regalarmi un gioiello, puoi anche venire qui dove mi trovo adesso, perché c'è un'esposizione di ceramiche molto bella, molto interessante, realizzata da Domenico. Buongiorno Domenico. Ciao. Allora, la tua collaboratrice si chiama? Michela. Ciao Michela. Senti Domenico, da quanto tempo tu lavori la ceramica? 2-3 anni. 2-3 anni? Sì, nel mio laboratorio. Da chi hai imparato? Ho imparato tramite corsi di ceramica professionali, da un professore artigiano che mi ha imparato la tecnica. Senti, che tecnica utilizzi? Qual è la tua tecnica, il tuo stile? Il stile, diciamo, sono due stili. Uno stile classico, come quello che sta facendo la mia collega, e uno stile moderno, che questo sto facendo io, che si rifà allo stile del maestro Giovanni De Simone. Quali sono i colori che tu prediligi? Colori vivaci, allegri, che riprendono un po' la vivacità della Sicilia, quindi la solarità della Sicilia, quindi colori ossidi alimentari che si usano nelle ceramiche. Ma qual è la caratteristica della ceramica siciliana? Perché con la Domenica del Villaggio io ho girato un po' tutta l'Italia e spesso mi ritrovo degli artigiani della ceramica, tutti molto bravi. Ma qual è la particolarità proprio di quella siciliana? La particolarità della ceramica siciliana è appunto questi colori caldi, questi colori vivi e questi temi floreali. Poi c'è quella particolare moderna, che è quella che abbiamo visto poco fa, con tutte le casette colorate, con questo rosso vivo, con questo verde acceso e questo giallo intenso. Bene, grazie mille Domenico, complimenti a voi, vi lascio lavorare. Bene, è arrivato il momento di dare la linea al TG4, noi ci vediamo subito dopo, fra 10 minuti e un quarto d'ora circa. Più tardi, grazie. Una vecchia bretone con un cappello e un ombrello di carta di riso e canne di bambu. Bentornati alla Domenica del Villaggio, siamo sempre ad Alcamo in Sicilia e io non so come descrivervi l'emozione che sto provando in questo momento alla guida di questa MGA 1500 del 1957, non soltanto perché questa è una macchina di straordinaria bellezza, ma soprattutto perché questa è stata la mia prima automobile. Quando avevo 20 anni io avevo questa automobile e per me oggi è rivivere un'emozione che non provavo
da veramente tantissimo tempo. Devo ringraziare il presidente della scuderia Il Castello, eccolo qua, Roberto Guarna, che mi ha permesso di rivivere queste sensazioni incredibili che si provano guidando un'auto, una Spider perché vedete che non ha i vetri, Qui io ci mettevo, e sicuramente ci sono nel bagagliaio, dei finestrini di plastica che si applicavano, si innestavano in questo buco, e la macchina poi aveva una capote che è qua dietro. Scusa Vladi, quando dico qua dietro tu gentilmente devi farlo vedere, vedete, qua dietro c'è la capote, e ma ragazzi, ma queste sono sensazioni. Pensate che quando si metteva a piovere e io cominciavo a montare la capote, quando l'avevo chiusa tutta, montata tutto, il temporale era già finito da un quarto d'ora. Ho un'altra cosa, qua sotto sotto il pianale di questa automobile c'è legno, signori, perché queste automobili, ecco qua, guardate, lo so bene io perché una volta che sono andato qua, vedete, pianale di legno, si può togliere. Questi assi di legno si possono togliere, lo so bene io perché una volta andando a Santa Margherita Ligure da Milano ho preso un temporale, la macchina si è riempita d'acqua fino qua e per svuotarla ho dovuto togliere il pianale. Mi spiace perché vorrei spendere del tempo a farvi vedere anche, per mostrarvi anche queste altre automobili, questa Lancia Aprilia del 1937, quando dico Lancia Aprilia, Vladi, tu gentilmente devi fare vedere questo splendido esemplare. Questa Triumph TR3 l'avrete riconosciuta tutti, è la macchina che Marcello Mastroianni guidava nella Dolce Vita. Un'altra macchina strepitosa che all'epoca mi piaceva molto, però naturalmente non potevo permettermi due automobili e ero contentissimo della mia MGA. Dunque, prima di tutto, Presidente, come mai questa grande passione dei siciliani per le auto d'epoca? Sicuramente una grande tradizione motoristica che ci ha contraddistinto fin dall'inizio del secolo. Ricordiamo il Giro di Sicilia, la Targa Florio, tutte manifestazioni di importanza internazionale all'epoca. Noi abbiamo raccolto e cerchiamo di sviluppare ancora questa cultura, questa bellissima tradizione delle auto d'epoca. Sono contento che tu sei uno dei nostri perché vedo che hai una grande passione. Guarda, io anzi vorrei fare una cosa, vorrei chiedere prima di tutto, a proposito di quell'MG, fatemi spazio, siate gentili, fatemi tornare da questo antico sogno. Io sono veramente innamorato delle curve sinuose di questa automobile. Vladi, guarda com'è lungo questo parafango, lungo come le cosce di una bella donna. Guarda la rotondità di questi fianchi sinuosi, la bellezza, dovresti sentire la morbidezza, una pelle di velluto, il profumo della pelle, il profumo della pelle, parlo di quella dei sedili naturalmente, sensazioni inebrianti, che dico inebrianti, indimenticabili. Questa automobile è conservata o restaurata? Questa vettura è stata restaurata qualche anno fa. Guardi, la stessa cosa che abbiamo dovuto fare noi con Paolo Spagnesi. Abbiamo cercato di conservarlo al meglio. Non c'è stato niente da fare, alla fine abbiamo dovuto decidere per un restauro totale, però guardate com'è venuto benino, guardatelo. Ciao. Allora, siamo venuti nel giardino del professor Vincenzo Spica, insegnante di scienze, a vedere i suoi animali rari e le piante ancora più rare, vero professore? Questa per esempio è? Capra girgentana. Questa è una delle più belle capre al mondo ed è originaria proprio di Agrigento, non restano più che 200 esemplari. Ma lei ne ha altri di animali rari, vero? Poi abbiamo il maiale nero siciliano. Che è un po' in estinzione. Sì, anche questo sono rimasti pochissimi esemplari. Io mi occupo di riprodurlo, li sto mandando un pochettino in tutta Italia. Questo maiale nero è il progenitore delle razze moderne, quelle bianche, perché nell'Ottocento gli inglesi presero proprio dalla Sicilia e dalla Campania, che era allora il regno delle Sicilia, degli esemplari molto belli, li portarono in Inghilterra e poi dopo tante selezioni hanno selezionato la razza il Large White. Che è quella che adesso è diffusa in tutto il mondo. In tutto il mondo, sì. Ma lei cura i suoi animali così come anche le piante, no? A cui tiene moltissimo, giusto? Per esempio che cos'ha? Qua c'è saranno perlomeno 1000 specie di piante
che sono nel mio giardino. Che vengono da tutte le parti del mondo. Del mondo naturalmente. Quindi poi quest'anno io ho curato un corso di giardinaggio quindi a scuola e che abbiamo quindi raggruppato quindi con i miei allievi alcune piante un po' particolari. L'albero del sapone è originario dell'Asia e veniva coltivato in tutti i conventi perché i frati avevano una doppia utilità. Con questo qua si potevano lavare le mani perché è ricco di saponina e con il seme che è molto duro si potevano fare sia il rosario che delle collane. Ma questo faceva proprio il sapone, questa pianta? Sì, possiamo fare vedere proprio come arricchisce la Vediamo un po'? Ci laviamo le mani. Così facevano i frati? Sì, già si forma la schiuma. Ah, Vedete, è un sapone proprio naturale, vedete? Ricchissimo proprio di saponina questa. E quindi non bisognava andarla a comprare? Era già pronto. L'avevano già tutto. E che altre piante ha qui, professore? Come piante qui abbiamo sia la canna da zucchero. Che si mangia già direttamente così fresca? Sì, che è ottima. E poi abbiamo il mirto, rosa canina, biancospino. Una delle piante che ha maggiore importanza da un punto di vista è la famosa ava. Stimolano il sistema immunitario di difesa, quindi hanno un effetto ringiovanente anche sulle cellule, quindi aiuta. Si fa un frullato con il miele e con l'alcol e poi si assume 3 volte al giorno. Fare una cura per 15 giorni o un mese con questo frullato, quindi è un'ottima cosa per rigenerarsi. Tant'è vero che lei lo prende ogni giorno? Sì, la prendiamo in questo periodo e anche in primavera. Perché il professore, dovete sapere, ha 120 anni, ma non li dimostra, giusto? Esatto. Complimenti professore, la ringraziamo moltissimo. Anzi, mi dà un bicchierino di aloe? Certo, guarda che è anche molto dolce. Circa un'ora fa vi avevo fatto una promessa che vi avrei riportato a questo meraviglioso tavolo dei dolci. Ogni promessa è debito, infatti eccomi qui insieme a Gioacchino Mulè. Buongiorno. Buongiorno. Un pasticcere bravissimo, questa mattina veramente ha messo a dura prova la nostra volontà con questi dolci meravigliosi. Allora parliamo di uno dei dolci tipici siciliani, le mine di vergine. Che cosa sono? La pasta vergine è una mina virgine, è un ripieno di crema di latte ed c'è della ricotta anche nell'esterno con farina, zucchero e uova. Giacomo, non si fanno queste cose, quante volte te lo devo dire che non si fa, non facciamoci riconoscere dovunque. Perché si chiamano così, Gioacchino? Lei me lo sa dire? Ascolta, minna virgine, intanto la minna in siciliano è il seno di donna, in poche parole. Le monaci di Museo Estero le hanno fatte in onore di Vergine Martire Sant'Agata, che ne hanno tagliato il seno. Ho capito, anche la classica forma ricorda quello. Passiamo agli sfinci, ho capito, passiamo agli sfinci, cosa sono? La sfinge è un bignè grosso ripieno di ricotta, fritto, un bignè fritto ripieno di ricotta. Mamma mia, che bomba calorica! Questa invece che cos'è? Questa è la iers fritta, è di un panino. Bisogna mangiare per un mese se no si mangia questi dolci. Ah, poi qui abbiamo una torta, ma che bella! L'arancia. Mamma mia, Questa è solo torta vederla alla è crema bellissima. all'arancia. Poi lì, vabbè, i classici cannoli siciliani. Poi qui ci sono vari dolcetti con pasta di mandorla. Sì. Con pasta di mandorla. Questa è tutta mandorla, questa qua è tutta mandorla. Sì, Questa e poi qua- torta al limone. Questa qua è un arancino ripieno di ricotta in occasione di Santa Lucia. Che squisitezza. Grazie, grazie mille Gioacchino. Ma adesso andiamo a vedere, non vorrei portarmi una torta dietro, andiamo a vedere l'ultima fase, la fase di guarnizione della cassata con Pietro Rappa. Buongiorno Pietro. Di nuovo, buongiorno. Senti, ma io aspetta, prima di tutto io voglio conoscere il patriarca di questa generazione, tuo papà. Sì, Come mio si papà. chiama? Buongiorno. Don Ciccio però io so che si chiama. Oh, Don Ciccio. Francesco rappresenta Lo so, ma Don Ciccio mi è più simpatico. Allora, a che punto siamo? Allora, siamo alla fase della Sta finendo la cassata? Sì. E cosa sta facendo? La sta guardando? decorazione, sì, la decorazione. Con che cosa? Che cos'è quella? È una classe di zucchero e chiaro d'uovo. Benissimo, io sono arrivata qui proprio al momento adatto per assaggiare la cassata. Si No, può? Come no? Questa ancora gli ingredienti devo avere il tempo di conoscersi, ancora non si conoscono bene. Sono qui davanti a un trionfo di cassate e voi non me la fate conoscere. No, abbiamo pensato anche per te, eccola là, adesso la facciamo assaggiare. Oh, adesso iniziamo a ragionare. Senta Don Ciccio, quanto è buona questa cassata? Non ce n'è uguale. Non ce n'è uguale. Io però per dire questo devo assaggiarla. Sì. Procediamo all'assaggio? Noi ci vediamo più tardi. Ciao. Signore e signori, farete un... Sai benissimo che una goccia in onda
inutile che vi dica da dove, perché come vedete questo carretto è l'emblema della Sicilia, infatti è un carretto siciliano. Noi siamo in diretta da Alcamo in provincia di Trapani. Vito, io mi fermerei se fossi lei, ci fermiamo? Sì, fermiamoci, grazie, mi aiuta anche a scendere, grazie. E voilà, opla, grazie. Allora, buongiorno a Vito Locricchio. Vito, grazie per averci portato qui in piazza questo carretto siciliano caratteristico e molto bello. Io so che lei fa collezione di carretti siciliani. Quanti ne possiede? 8. 8? Come Come mai questa passione? Che è una tradizione antica, che un hobby che ha ognuno di noi. Bene, complimenti, grazie mille Vito. E parliamo con Giovanni Sgro della tradizione dei carretti. Di nuovo buongiorno Giovanni, Buongiorno. l'abbiamo già incontrata e presentata nell'anteprima della Domenica del Villaggio. Allora, a parte l'aspetto folcloristico, dicevamo c'è sicuramente un aspetto storico che riguarda il carretto siciliano. Qual è questo aspetto storico? Beh, il carretto intanto si impone nel primo quarto dell'Ottocento, sia come mezzo di trasporto, ma anche nella sua figurazione visiva così ricca di immagini che in qualche modo vengono mutuate anche dalla tradizione dei contastorie e dell'opera dei pupi, per cui c'è questa circolazione figurativa iconografica che poi risulta molto forte ed entra nella tradizione veramente della storia siciliana. Senta professore, ci sono delle occasioni particolari in cui il carretto siciliano viene usato, viene utilizzato? Ma il carretto è usato come mezzo di trasporto e sostituisce in buona parte anche le lettighe e i muli quando appunto si vengono a creare le strade idonee per quello. Il carretto di per sé non è un veicolo estremamente comodo, anzi è piuttosto angusto, però diventa un veicolo molto bello perché espone veramente questa che è l'idea in qualche modo ribellistica, no? Del popolo siciliano, che vede nelle figurazioni di Orlando, Rinaldo, dei paladini eccetera un motivo anche di riscatto. È uno dei temi visivi che decorano questi bellissimi strumenti di lavoro, ma insieme a quello devozionale e insieme a quello storico. Molto spesso le immagini santoriali sono immagini apotropaiche che servono a allontanare proprio il male, mentre le immagini epiche in qualche modo esaltano questo desiderio di riscatto del popolo Ecco, siciliano. per esempio, quell'immagine intarsiata in quella botte, cosa vuol rappresentare? Sono appunto scene cavalleresche e uno degli argomenti fondamentali centrali della figurazione per il carretto, sia in forma dipinta che in forma appunto scolpita. E poi un altro elemento è quello della storia. Ci sono anche momenti storici, si arriva anche a Garibaldi, si arriva anche a epoche più recenti. Grazie mille professore. Bene, vediamo che cosa sta facendo Davide. Guarda Mara, ho chiesto a Sebastiano Benenati di offrirmi un aperitivo prima di cominciare, come si intuisce dal mio abito, la mia fatica gastronomica di oggi, cioè la preparazione di un tipico piatto siciliano, che poi dirò anche qual è. Sebastiano, con cosa ci prendiamo questo aperitivo? Ma io direi che i pomodori secchi essiccati al sole di Sicilia, ripiedi con una poltiglia fatta di mollica di pane alcamese, fatto anche rosolare con olio extravergine di oliva delle valli trapanesi, che è un olio con un'acidità 0,10 che fa abbassare il colesterolo cattivo presente nel sangue, con una punta di origano che ci mettiamo sopra l'origano, e poi certamente il formaggio pecorino primo sale fatto con latte della nostra pecora siciliana, e poi certamente ci dobbiamo mettere anche le olive fatte con dell'aglio e il seta della carota, e non ultimo anche il mare abbiamo sulla tavola alcamese, e le facciamo con le arance marinate, le alici nostre buonissime che sono qui presenti, e poi ci metterei anche una tartina con le olive, quella ci va. Bene, però, siccome l'aperitivo dovevo prenderlo io, l'ha preso tutto Vladi, spostiamoci al tavolo dell'aperitivo e facciamo una cosa seria con
del vino di Alcamo, un bel bianco d'Alcamo tradizionale. Sì, questo è il bianco Alcamo fatto nella collina a 250-300 metri sul livello del mare. Abbiamo qui dentro il catarratto, abbiamo un colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, 12,5 gradi, buono come antipasto, e ci mettiamo la caponata siciliana, ci mettiamo anche tocchettini di formaggio pecorino, ci mettiamo anche un buonissimo assaggio di pomodoro secco ripieno e ci mettiamo anche le olive condite con sedano e quant'altro. E questo è il nostro antipasto meraviglioso. Invitiamo tutti gli italiani a venire a vedere la nostra grande città. Salute! Ricetta di oggi. Pasta con le sarde, mamma mia! Sono le 12:07 e siamo sempre in diretta da Alcamo, in provincia di Trapani, una terra straordinaria, la Sicilia ricca di cose da scoprire, e noi possiamo scoprirne veramente tante grazie allo scopritore per eccellenza Paolo Spagnini. Come state? Tutti Oh, bene? ti sei voluto, vedo. Mi sono voluto, sì, come motorino, certo. Porca miseria. Questo è un Dire motorino... televisione, porca. Sì, no, si può dire miseria però. Ma questo è il motorino del comune di Alcamo, che l'ha ricevuto in dono dal Ministero dell'Ambiente, perché qui ad Alcamo rispettano tutte le direttive che riguardano, non so, i rifiuti urbani. È molto bello, me ne farò dare uno, chiaramente lo acquisterò, così vado a fare la spesa in giro per Roma col motorino elettrico. Benissimo. Senti, facciamo gli auguri alla nostra produttrice Antonella Carbone, che oggi Sì. compie gli anni. Mua! Auguri Antonella, da me, da Paolo, da Davide, guarda, da tutti noi, guarda, da tutta la truppa della Domenica del Villaggio. E dagli alcamesi anche. Certo, da tutti. chiaramente. Allora, dove sei andato di bello oggi? Ecco, le arance forse denunciano dove sono andato. Sì, Perché cioè? sono Ad un andato... agrumeto. Sono andato ad un baglio. Dice, cos'è un baglio? Cos'è? Un baglio in realtà è una fattoria, una masseria anche detta, ma si chiama baglio, una struttura produttiva, diciamo, una specie, al nord la chiamerebbero cascinale, insomma. In realtà è una struttura produttiva che si è diffusa già dal tempo degli arabi, tant'è vero che Bal vuol dire cortile, infatti è una struttura che è chiusa, è un cortile chiuso dove il proprietario, il nobile o comunque chi deteneva le terre e i beni potevano controllare tutte le loro merci che stavano all'interno del cortile di notte. Qui sono con Antonio Fundarò, capo ufficio stampa del comune di Alcamo, che mi sta facendo fare questa visita straordinaria in questo posto dove, vedi, qui mi spiega anche, questo è un palmento dove si schiacciava l'uva e poi scendeva giù, si riponeva nelle botti. Palmento, tra l'altro, è un'altra parola araba, palme, ricchezza, abbondanza, per cui ancora adesso noi in Italia quando diciamo mangiare a 4 palmenti vuol dire mangiare in abbondanza, grande ricchezza, sì, è lo stesso etimo della palma. Quante cose imparo grazie a te. Sì, io veramente le imparo dagli straordinario. studiosi di qui, ci sono dei grandissimi ricercatori. Questa è una cosa straordinaria che dovrebbe veramente diventare un museo, ed è la casa dove vivevano fino all'ultimo dopoguerra i contadini. Vedi, questo è un altro palmento dove si schiacciava l'uva e quindi tra agosto e settembre per 20 giorni veniva utilizzato per questo, altrimenti ci si dormiva. Quindi, sì, sul palmento? Sì, dormivano tutti lì insieme agli animali, prima abbiamo visto la stalla. Erano famiglie numerose. Famiglie numerose, dico, e tutto questo solo... Senza materassi, quindi dormivano... Beh, sulla paglia, sai, su tutte queste cose della natura. E tra l'altro c'erano delle condizioni, diciamo, piuttosto complicate di vita, perché si viveva davvero in 10 persone lì insieme, e adesso guarda,
c'era anche il bagno lì, vedi? Te lo faccio vedere. Questo qui era il bagno dell'epoca. Fino al dopoguerra si utilizzava così. Quindi tutto. Ma così davanti era aperto il bagno? Beh, insomma, diciamo, non so, forse ci si nascondeva. Comunque questo. Si nascondeva, sì, Paolo, sì, scusami. lo facciamo vedere perché, sai perché? Per riflettere sul fatto che forse le nostre condizioni negli ultimi 50 anni sono molto migliorate. Tanto, ecco, esatto, dicevo ogni tanto guardare al passato. Non lamentiamoci. Comunque veramente un'esperienza straordinaria. Beh, grazie Paolo, veramente grazie sempre per questi bagagli culturali che tu ci offri. Grazie a voi. Dopo questo viaggio avrai fame. Che ore sono? Ho detto erano le 12.07, sì. Adesso saranno le 12.10. Ci sarà mica qualcuno che cucina. Tu hai voglia di cucinare? Ma no, io no, tanto Io c'è chi lo fa, c'è chi è esperto. Appunto, facciamolo fare a chi ha tempo e voglia e passione per farlo. Vediamo. Davide, caro, hai iniziato a cucinare? Che cucinerà? Il fatto che Paolo Spagnesi sia aggiunto fino al punto, al limite estremo, di mostrarci un bagno vi fa capire il suo stato di confusione mentale. Ho detto solo questo. Passiamo a cose serie. La pasta con le sarde, siamo in Sicilia. Cosa si potrebbe cucinare di più siciliano della pasta con le sarde? Allora, ingredienti per 4 persone. Lucia mi aiuterà in questa difficile esecuzione. Prima di tutto 500 grammi di bucatini freschi, poi 500 grammi di sarde diliscate, cioè senza testa e senza interiora, vedete? Così belle rosa. Poi 4 acciughe salate e pulite, un mazzo di finocchietto selvatico, un cucchiaio di pinoli misto a un cucchiaio di uva passa, dell'olio extravergine di oliva che mettiamo subito in pentola, in padella, una cipolla tagliata sottile sottile, del sale e poi pepe e pane grattugiato. Prima operazione, mettiamo nell'olio la cipolla. Se non avete fatto in tempo a prendere nota di tutti gli ingredienti che ho detto, consultate il sito internet www.rete4.com. Troverete anche l'archivio delle mie ricette, non solo quelle della Domenica del Villaggio, anche quelle di Fornelli d'Italia. Oppure, se preferite più comodamente leggere gli ingredienti di questa ricetta sul vostro televisore, consultate la pagina 434 di Media Video. Allora, a questo punto, olio, cipolla, calma, state calmi, so perfettamente cosa devo fare. Se lì dietro vi agitate, io vi lascio agitare serenamente. Adesso dobbiamo togliere il finocchietto dall'acqua di cottura della pasta. Perché? Perché il finocchietto lo abbiamo messo a bollire dentro l'acqua di cottura della pasta. Vedete? Lo tiriamo fuori. Intanto ha dato sapore all'acqua della pasta e lo passiamo a Lucia che gentilmente ticche lo taglia tutto a pezzettini, poi mi servirà per il sugo. Prego Lucia. Io intanto, adesso la cipolla è imbiondita, ecco perché guadagnavo tempo, mettiamo le acciughe. Vladi, quando dico acciughe, gentilmente fai vedere che le aggiungo qui dentro, si dovranno disfare per bene. Nel frattempo Lucia, come vedete, ha già tagliato rapidamente il finocchietto che avevamo fatto bollire, anche lui finisce dentro il sugo, meglio il soffritto ancora non è sugo, e noi mescoliamo bene il tutto. È il momento di aggiungere nella padella le sarde. Lucia, le mettiamo tutte? Sì, sì. Non saranno un po' tante? No. Va bene. Allora. Sì, anche perché poi naturalmente sciogliendosi diminuiscono di volume. Ecco qua, quella non vuole andare, questa non vuole entrare nella padella. Pensa un po', la convinciamo noi con le buone. Eccola qua. Allora, adesso certo che bisogna avere un pochettino di pazienza perché le sarde si devono squagliare nel sugo. L'origine di questa ricetta, Lucia, qual è? È un piatto molto antico.
È un piatto povero, Sì? molto povero. Da E allora- pescatori? Sì, da pescatori. Certo, perché- In origine loro compravano le sarde perché forse non avevano la possibilità economica, compravano le sarde un po' più scadenti, diciamo. Sì. E mettevano il finocchietto per alterare il sapore. Certo, perché quando le sarde che potevano permettersi di comprare allora i pescatori non erano freschissime, per coprire l'odore, il sapore di un pesce non di primissima qualità, sì. mettevano il finocchietto. Il finocchietto serviva proprio a mascherare un sapore, ma soprattutto un odore non proprio invitanti. Noi però, per fortuna, oggi possiamo permetterci di usare sarde di prima qualità, freschissime, e il finocchietto ci serve soltanto per richiamare il sapore della ricetta originale. Senti, io proporrei una cosa, Lucia. Siccome dobbiamo lasciar passare un po' di tempo prima che il sugo sia bello squagliato, amalgamato, pronto a ricevere i nostri bucatini che sono freschi e cuociono in un minuto, sai noi che cosa facciamo, Lucia, in questo frattempo? Cosa? Mandiamo La pubblicità. Ma brava, sei bravissima. Dove vai? Vieni qua, posso. Bentornati ad Alcamo, bentornati ad Alcamo. Stiamo cucinando la pasta con le sarde, tipica ricetta siciliana. E infatti, quando sarde, acciughe, cipolle, olio, finocchietto sono ben cotti, sfaldati, vedete come diventano? Diventano una gustosissima poltiglia, un sugo. Adesso è il momento di gettare i bucatini. Gettarli dove? Gettarli nell'acqua di cottura del finocchietto, vi ricordate? Perché? Perché così l'acqua è saporitissima e cede il suo sapore ai bucatini. Questi sono fatti a mano, pasta fresca, che per cuocere ci mette pochissimi minuti. Intanto noi aggiungiamo i pinoli e le uvette al sugo e mentre aspettiamo che i bucatini cuociono io vorrei farvi vedere delle immagini eccezionali. Sono le immagini della città dove saremo domenica prossima con la Domenica del Villaggio, Salisburgo, in Austria, signori, la patria di Mozart, una grande città di fama mondiale che noi abbiamo il piacere di mostrarvi adesso in queste immagini sintetiche e di farvi conoscere domenica prossima approfonditamente con una puntata veramente sensazionale dedicata a questa formidabile cittadina austriaca che, ripeto, tutto il mondo conosce. Allora, nel frattempo i bucatini dovrebbero essere cotti, possiamo spegnere il fornello e versare i bucatini nel... Dov'è l'altra presina? Ah, è qua sotto. Me l'avevi nascosta, furbacchiona. Allora, attenzione signori, il momento è solenne, ecco perché entrano anche il sindaco e Mara, perché quando è il momento di scolare la pasta non manca nessuno, chissà com'è. Eccoli qui, sono entrati in questo momento e mentre io mischio bucatini e sugo, prego Mara di ricordare ai sindaci in ascolto l'indirizzo della Domenica del Villaggio per chi volesse invitarci nella sua città, nel suo paese, nel suo antico borgo, cioè per chi volesse invitarci. Posso? Prego. Grazie. Redazione della Domenica del Villaggio, via della Piramide Cestia 1C00153 Roma, oppure potete scrivere anche una mail alla domenica del villaggio @mediaset.it. Ho detto bene, Davide? Beh Mara,
sei stata bravissima. Fantastica, vero? Ti ho fatto guarda, venire i brividi dall'emozione. Senti Mara, io sai che non capisco perché non ti fanno fare l'annunciatrice. Perché io voglio stare sempre con te. È per quello. Voglio girare l'Italia al tuo fianco. E magari assaggiarti anche un piattino di bucatini con le sarde, una ricetta siciliana che non è finita qua, signori, perché una volta scolati i bucatini, mischiati con il sugo, messi nel piatto, ci si mette un pochino di pane grattugiato e tostato. Il primo piatto va naturalmente al sindaco, prego. Poi vuole assaggiare lei? Venga qui, venga che le do un piattino di bucatini, prego, si accomodi, ci mancherebbe altro. Allora certo Mara, che come sai fare i piatti tu non li sa fare nessuno. Beh, ti ringrazio modestamente, devo dire che sono piuttosto abile ormai, non sono un cuoco, ma sono un uomo che cucina. Senti, ma cosa farai a Salisburgo? Non vuoi svelarcelo già cosa cucinerai? Brava, e se lo dico prima. Roviniamo la sorpresa, dov'è? Chi vuole assaggiare? Prego, signora. Prego. Vladi, fai vedere come viene gustata. Scusa, ma io no, lo stai dando a tutti, a me no. Adesso te la do, poi di solito tu non la mangi mai, allora io per non fare figuracce. Buon proseguimento di domenica, ciao. Eccola qua, signori. Prego Mara. Un bel